Buongiorno, sono Beatrice Moretti del Servizio Rifiuti e Compostaggio di ARPA Veneto ed oggi vi parlerò della situazione in Veneto per quanto riguarda il compostaggio domestico, riferendomi ai dati relativi all'anno 2009. Si stima che in Veneto più di 1 milione di abitanti, pari al 20% della popolazione, sia coinvolto nella pratica del compostaggio domestico. Oltre l'80% dei comuni, 483 su 581, pratica il compostaggio domestico e si calcola che un abitante su 15 sia in possesso di un composter. Per quanto riguarda la diffusione a livello provinciale del compostaggio domestico, la provincia di Treviso risulta preminente. Più del 35% degli abitanti si impegna nella pratica del compostaggio domestico. A seguire, con una percentuale compresa all'incirca fra il 15 e il 25%, le altre province. Da sempre le amministrazioni comunali, ma ancor più negli ultimi anni, hanno dedicato attenzione a questo aspetto, prevedendo uno sgravo fiscale per i cittadini che si impegnano nella pratica del compostaggio domestico. Per questo motivo molto spesso la giunta regionale, la giunta comunale o il consiglio comunale, con un opportuno provvedimento, deliberano l'adozione del compostaggio domestico e ne determinano le regole per i cittadini che con opportuna convenzione aderiscono alla pratica hanno pertanto la possibilità di avere degli sgravi fiscali per quanto riguarda la tariffa di igiene ambientale. Il Comune si riserva ad ogni modo di controllare e di verificare come venga praticato il compostaggio e per questo più del 30% di comuni effettua regolarmente controlli presso il cittadino per verificare che la situazione sia propizia per il processo di compostaggio e che effettivamente il cittadino non abiti in condominio ma in zona rurale e non residenziale. Alcuni comuni, 36 in tutto, effettuano corsi di formazione e 149 distribuiscono composter al cittadino. 15 dei quali dandolo gratuitamente, 44 in comodato d'uso, 37 previo versamento di un contributo e 52 vendendolo. Per quanto riguarda invece l'aspetto della diffusione del compostaggio domestico, ovviamente questo è più diffuso nei comuni al di sotto di 15.000 abitanti, quindi comuni di piccole e medie dimensioni e comuni per lo più rurali. Man mano che ci spostiamo verso comuni di più larga dimensione o capoluoghi di provincia o di regione, ovviamente la pratica del compostaggio domestico viene meno utilizzata. È più diffuso altresì in comuni con percentuale di raccolta differenziata superiore al 50%. Questa slide evidenzia come nei comuni con un sistema di raccolta secco-umido il compostaggio domestico è più diffuso e, andando nello specifico, fra i comuni con sistema di raccolta secco-umido sono quelli ad avere un sistema domiciliare ad avere percentuali più elevate di adesione al compostaggio. Per quanto riguarda invece la produzione pro capite di rifiuto totale, ovviamente i comuni che presentano l'adesione al compostaggio domestico hanno una percentuale di rifiuto pro capite inferiore. Questo ovviamente perché non viene conferita al sistema pubblico di gestione di rifiuti una quantità di rifiuto prodotto. Analogamente, il pro capite di rifiuto organico risulta inferiore nei comuni che aderiscono alla pratica del compostaggio domestico. Riassumendo e concludendo quella che è la situazione in Veneto, per quanto riguarda l'anno 2009 possiamo dire che il rifiuto organico non prodotto nell'anno 2009 è pari a più di 91.000 tonnellate di rifiuto organico che non sono entrate nell'ordinario circuito di raccolta. Questo è equivalente a quanto è trattato mediamente da 3 impianti di medie dimensioni. Ogni abitante che pratica il compostaggio domestico ha permesso una riduzione di almeno 90 kg annui e più di 25.000 tonnellate di compost sono state prodotte dai cittadini veneti nel proprio giardino. Vi ringrazio per l'attenzione, questi sono i nostri riferimenti.